In studio con noi Giuseppe Conte, buongiorno, leader del Movimento 5 Stelle, bentornato. Il 14 aprile esce il suo ultimo libro, tra poco anzi il suo primo libro, no ultimo. Primo da politico, certo. Il primo da politico, no, infatti, gli altri erano, diciamo, di accademia. Allora, abbiamo tante cose da raccontare. Intanto questo è il libro che uscirà il 14, Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia, e ora ne parliamo. Partiamo dalla stretta attualità, lo stretto di Hormuz, la tregua di 2 settimane, i colloqui a Islamabad, ma la domanda che le voglio fare è: poco fa l'Iran ha fatto sapere che le navi, sono i Pasdaran a parlare, che le navi possono passare attraverso lo stretto di Hormuz ma solo con il nostro autorizzazione, con il nostro ok. Quindi diciamo la situazione è più complessa di come, diciamo, viene presentata. Certo, le bombe ora non ci sono, qualche missile è partito alla volta di Gerusalemme da parte di Teheran, però lo stretto non è ancora riaperto al 100%. Che idea si è fatto di questa fase? Ma innanzitutto partiamo da ieri. Ieri scadeva, questa notte scadeva l'ultimatum di Trump, un ultimatum, diciamolo, folle, perché ha minacciato un intervento irrimediabile, addirittura che avrebbe coinvolto la popolazione civile, quindi chiaramente eravamo sull'orlo del precipizio. Quello che mi ha colpito, e da questa esperienza dobbiamo trarne tesoro, che l'Unione Europea è rimasta silente. Io ieri ho fatto un appello, un invito. Io ho sollecitato Giorgia Meloni a sentire gli altri leader europei, a fare una dichiarazione congiunta. Cioè siamo stati lì in una manciata di ore in attesa che si arrivasse. C'era Trump con l'orologio. C'era con l'orologio che stava. Noi non siamo riusciti a esprimere una posizione. Sarebbe stato molto importante far avvertire in via preventiva una condanna di qualsiasi intervento sulla popolazione, qualsiasi intervento distruttivo, così diciamo. È uscita questa nota, non l'hai vista, la nota di Palazzo Chigi? Sì, queste righe, eccole, forse le abbiamo da far vedere e commentare. C'è una nota di Palazzo Chigi in cui si condanna, eccola qua, si dice: l'Italia ribadisce la ferma condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran. Tuttavia è fondamentale distinguere tra la responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni. Solito discorso: non condivido, non condanno, non si parla di Israele, non si parla degli Stati Uniti, ci si concentra solo sulle reazioni del regime di Teheran. Ma, ripeto, doveva essere, io voglio andare oltre, perché è chiaro che Giorgia Meloni, dopo essere stata la leader europea e mondiale che più ha appoggiato Trump in tutte le salse, in tutte le versioni, in tutte le occasioni, sino a sponsorizzarlo per il premio Nobel per la pace, è chiaro che oggi è in difficoltà, però poteva, se non altro, con voce unitaria, sollecitare l'Unione Europea perché si esprimesse, la comunità internazionale. Guardate che è importante questa guerra che sta conducendo Trump con Israele. Se tu alla fine inizi a capire che rimedierai sempre più isolamento per gli Stati Uniti, perdita di credibilità, loro stanno consumando più o meno, si è calcolato, 10 miliardi al giorno per questa guerra, hanno un debito insostenibile complessivo, hanno una bilancia commerciale ovviamente non vantaggiosa, ed è per questo la guerra dei dazi, le guerre commerciali. Hanno un dollaro che rischia, questa guerra qui rischia di consegnarci, dopo lo strapotere del petrodollaro, il petro yuan, cioè la moneta cinese, perché qui la Cina sta acquistando paradossalmente nel contesto globale un ruolo di sempre maggior credibilità. Beh, la Cina è stata determinante nel spingere su Teheran nell'accordo. L'ha dovuto riconoscere anche Trump. Quindi alla fine questa è una guerra che ha violato tutte le norme del diritto internazionale, senza un obiettivo preciso che ovviamente non fosse in qualche modo il controllo, perché qui gli Stati Uniti sono ossessivi sulle fonti di carbone fossile, gas, petrolio, eccetera. Probabilmente hanno pensato in questa crisi che stanno vivendo che avrebbero potuto, Netanyahu c'ha la sua guerra personale ovviamente contro l'Iran, ed è ben comprensibile, ma gli Stati Uniti ci hanno messo anche una guerra commerciale in questo contesto. Però alla fine qual era l'obiettivo?
Perché l'abbiamo visto anche col Venezuela, la transizione democratica non interessa... Beh, lì l'obiettivo dichiarato almeno era quello di un regime change inizialmente e poi di stabilizzare, dov'è qui la cartina, di provare a stabilizzare tutta quest'area dove ci sono già i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Però guardi, cioè, se questo è l'obiettivo, fino adesso è stato un fallimento totale. Furia epica, il nome di questo intervento militare, è stato un fallimento epico, perché addirittura ha destabilizzato le economie dei paesi arabi moderati, dove in tanti turisti sono dovuti scappare e ovviamente quando non c'è stabilità, quando non c'è sicurezza personale per la vita civile e la vita personale, chiaramente è uno scenario che diventa chiaramente di crisi economica. Cioè, secondo lei Trump oggi è come per Superman la criptonite, cioè i leader che europei che si avvicinano a Trump sono in qualche modo rischiano? Questo sta dicendo? Guardi, io credo che abbiano sempre posizioni chiare. Qui il problema è che se tu vai e fai la politica internazionale, anziché per tutelare gli interessi dei cittadini italiani, vai per affinità ideologica. E quando trovi, diciamo, il regime tuo consono di destra, lo appoggi sempre e comunque, che si tratti di Trump o Netanyahu, tu non fai gli interessi nazionali e non fai gli interessi ovviamente della sicurezza internazionale. Anche se quella è la tua famiglia, lei sta dicendo questo, visto che Trump e Netanyahu sono la tua famiglia politica, però l'interesse dell'Italia sarebbe stato un altro, questo lei sta dicendo. Ma assolutamente, ma questo guardi, lo voglio dire, Trump sta commettendo degli errori secondo me clamorosi che rischia di pagarli severamente, perché anche il mondo MAGA interno lo sta mollando, quindi rischia di pagarli severamente a novembre nelle elezioni di midterm. Però voglio dire, attenzione, attenzione, questo vale anche per se fossero i democratici che hanno combattuto tante guerre con tanti errori accumulati. Cioè, se tu vuoi difendere un principio di ordine internazionale, lo devi difendere sempre, senza doppi e tripli standard. Non può esserci l'amico o l'avversario. Quindi lei dice ti devi anche dimenticare delle tue famiglie di origine, delle tue famiglie politiche di appartenenza per fare gli interessi. Gli interessi, certo, perché in questo momento, scusate, in Italia che sta succedendo? Abbiamo avuto il conflitto russo-ucraino che si protrae ormai da 4 anni. Adesso abbiamo la crisi energetica scatenata da questa guerra. Però Meloni è stata, ad esempio, nei paesi del Golfo. Le faccio sentire questa clip in cui Meloni è lì in Qatar e pochi giorni fa parla di questo. Ascoltiamo. Acqua e Meloni in Qatar. Il Golfo è un attore fondamentale del mercato energetico globale e non solo. Se qui la produzione o il transito si contrae o addirittura si ferma, il prezzo aumenta per tutti e se peggiora si può arrivare a non avere tutta l'energia che è necessaria, anche in Italia. Pensate che il solo Qatar, che è dove siamo, copre il 10% del fabbisogno italiano di gas e nel suo complesso l'area del Golfo garantisce alla nostra nazione circa il 15% del totale del petrolio che serve. Questo era pochi giorni fa, ora vedremo. Una lezioncina agli studenti iscritti al primo anno di politica internazionale, ma ha fatto benissimo a fare il viaggio. Io non sono tra quelli che hanno criticato perché ha fatto il viaggio, però voglio dire che cosa speri di ottenere. Chiaramente è andata a cercare di coltivare questi rapporti con i paesi moderati, sperando di avere maggiori forniture, ma non mi sembra che siano stati risultati. Cioè ha fatto quello che avrebbe fatto qualunque Presidente del Consiglio, lei dice, in questo? Voglio dire, è una cosa che si può fare, ma non mi sembra, voglio dire, che sia questa la questione risolutiva. La questione oggi risolutiva è qual è la posizione dell'Italia nella politica estera. Voleva essere il ponte con gli Stati Uniti. È stata la leader che è andata più spesso a Washington, è andata a Washington anche all'inaugurazione di Trump, lo ha, come dire, assecondato in tutto. Però attenzione, assecondandolo in tutto, e questo è il vero problema, ha preferito l'affinità ideologica rispetto agli interessi nazionali, perché ha promesso acquisto di gas americano che è costosissimo, acquisto di armi, addirittura ha sottoscritto in sede NATO l'aumento al 5% del PIL delle spese militari. Per noi è insostenibile. Il risultato è che l'anno scorso abbiamo solo di spesa aggiuntiva, abbiamo portato il nostro budget a ulteriori 12 miliardi. Quello l'ha fatto anche la Germania però, no? Scusi, cioè, anche la Germania ha aumentato le spese militari. Guardi, lei non può fare questi paragoni, queste comparazioni. La Germania ha uno spazio fiscale che è incredibile, voglio dire. Noi invece per aumentare di 1 miliardo al mese solo di spesa aggiuntiva, quelle militari, abbiamo tagliato sanità, scuola, lavoro, innovazione. Quindi noi
non abbiamo più crescita ormai, siamo alla crescita zero. Quindi per lei, siamo un paese in ginocchio per fare cosa? Per farci dare una carezza da Trump. Diciamo che siamo fuori di testa. In Europa per lei chi ha fatto meglio in tutta questa vicenda è Sanchez, è quello un modello secondo lei se fosse... Beh, innanzitutto Sanchez, stiamo parlando di un'economia che viaggia con un ritmo di PIL di gran lunga superiori a quello nostro. Hanno fatto degli investimenti sulle rinnovabili e sono stati coerenti nel tempo. Noi avevamo iniziato, poi ovviamente iniziano a parlare in TV, in tutte le salse, in tutti i notiziari, in tutti i talk show. Questa è una transizione ideologica, che ci costa. E non ecologica. A quel punto lì ci ritroviamo senza più investimenti nelle rinnovabili, ci troviamo in mezzo al guado, parlano di energia nucleare, ma anche quella disponibile per costruire centrali nucleari occorrerebbero 5, 6, 7, 8, 10 anni, non c'è ancora quella di nuova generazione, quindi allora non c'è una responsabilità. Oggi abbiamo un governo dopo 4 anni che non ha fatto mai un piano industriale, ha mai fatto un piano sanitario. Parlano a vanvera, vi ricordate che l'anno scorso addirittura nella guerra dei dazi Meloni promise 25 miliardi di aiuti per le imprese, gliel'ha pure tolti adesso, stanno cercando di rimediare. Ha tolto quei pochi spiccioli, non 25 miliardi. Hanno parlato da un anno che parlano di un piano casa, l'avete mai visto? E le famiglie oggi come vivono? E frattanto i poveri aumentano, perché abbiamo la popolazione in povertà assoluta che è un record per quanto riguarda i numeri, sfiora ormai i 6 milioni, abbiamo un lavoro povero, salari reali bassissimi, un segno negativo che per carità non sono mai stati elevati in Italia, ma oggi stanno precipitando. E in tutto questo che cosa fa Giorgia Meloni? Si preoccupa di spaccare il paese con un sacco di fandonie dicendo che la separazione delle carriere dei magistrati è la priorità del paese. E poi ci meravigliamo... Beh, quello ormai diciamo è un capitolo chiuso, la vicenda. Con il no al referendum è diventato... Ma non è chiuso lo schiaffo, la batosta che hanno preso politica, perché gli italiani hanno detto, e questo va oltre il voto referendario, che dopo 4 anni non ci ha portato nulla. L'unica riforma che ci ha portato è una riforma su cui noi non ti crediamo, non ci convincerai che questa è la soluzione prioritaria per il nostro paese. Quindi secondo lei appunto il referendum è stato in sostanza un punto di svolta del governo in cui gli elettori hanno dato un primo segnale, anche se gli ultimi sondaggi... Guardi che se si fosse dimessa ne avrebbe tratto conseguenze politiche, direi in modo anche cristallino. Io non sono tra quelli che hanno detto ti devi assolutamente dimettere, però se si fosse... Beh, anche perché forse, Presidente Conte, forse in questa fase qui a nessuno conviene governare, anche all'opposizione diventa complicato governare in cui hai il costo dell'energia alle stelle, fronti di guerra ancora aperti, adesso detto tra di noi in silenzio e sottovoce, anche a voi conviene tenere, allora, glielo dico sottovoce, anche a voi conviene che rimanga lì Meloni così la cucinate, perché se no, se ci foste voi lì... sarebbe complicato. No, allora guardi... No, lo dico per carità. Rimanga qui che così parliamo qui, sottovoce. Vi conviene che rimanga lì, dice allora, così la patata bollente ce l'ha lei. Guardi, più passa il tempo, più si accumulano errori ma strutturali, non occasionali, che non saranno più rimediabili. Le faccio un esempio. Io non posso ragionare così per l'interesse degli italiani del mio paese. Loro hanno sottoscritto un patto di stabilità che io ho qualificato da subito, avendolo letto, pacco di stabilità. Si ricorda che parlavo di pacco di stabilità? Adesso loro stanno qui a dire che va revisionato, rivisto. E l'Europa ha detto di no. Allora com'era una soluzione buona di compromesso? Adesso vi accorgete che è un pacco di stabilità. Chi c'aveva ragione? No, lei su questo ha ragione. Il problema è che l'Europa gli ha detto già di no, però, perché Giorgetti ha chiesto di... Ma non andava sottoscritto. Però oggi... Non andava sottoscritto, andava negoziato. E dico la verità, perché voglio essere onesto. Doveva farlo già Draghi prima e non l'ha fatto assolutamente. La Meloni è arrivata, non ha neppure tentato e l'ha sottoscritto. Però da questo punto di vista Meloni può portare, può portare i conti in ordine e dire sostanzialmente che anche le agenzie internazionali hanno approvato i bilanci. Allora lo doveva dire in campagna elettorale. Guardate che io vado al governo per compiacere fondi di investimento, imprese bancarie, imprese assicurative, le industrie delle armi le voglio far arricchire e poi godrò delle valutazioni dell'agenzia di reti. Ma lei è andata al governo con tutt'altro programma. Il problema è tutto lì.
Se lei avesse detto, guardate, io sono il novello Draghi, la novella però Draghi. invece ha detto un'altra cosa, Ha detto un'altra cosa. E ha tenuto i conti in Ha detto, ordine, io però. porto un progetto politico in linea con la filosofia della destra, con i programmi della destra, quindi una destra anche sociale, una destra che... Lei ha parlato di sovranismo. Scusi, che cosa c'è di sovranismo se fai gli interessi dell'America, gli interessi maga dell'America? Quindi per lei, se si votasse oggi, sarebbe la soluzione migliore? Guardi, in questo contesto, dico. È inutile che facciamo speculazioni. Hanno detto che non mollano quella poltrona e vadano avanti, ma si assumono la responsabilità soprattutto di cercare di rimediare a errori dopo non il primo anno, perché oggi non hanno più capri espiatori. Si ricorda i banchi a rotelle, super bonus, si ricorda, era colpa sempre ne abbiamo di parlato qualcuno. più Perfetto. volte. Oggi, dopo 4 leggi di bilancio e 4 anni di governo, siamo entrati nel 4º anno, possiamo dire che si devono assumere delle responsabilità? Possiamo dire che sottoscrivere un aumento di centinaia di miliardi di spese militari, questo dice il 5% del PIL in Senato, questo dice il piano di riarmo europeo, è una follia che non ha avuto neppure il voto del Parlamento italiano. È una follia sottoscritta da Giorgia Meloni di suo pugno con la sua firma sottoscritta. No, non l'avrebbero sottoscritta tutti i governi, quella del riarmo, visto che comunque Guardi, è una... lei ha parlato prima di Sanchez, poi per carità ci sono anche altri leader. Nel contesto internazionale, europeo internazionale, funziona che se c'è qualcuno che ha il coraggio di prendere una posizione, ma soprattutto ha una visione, ha una strategia e non va lì per sottoscrivere i dossier che ti propinano, ti mettono sotto gli occhi, tu costruisci anche le alleanze. Quando abbiamo portato 209 miliardi, non è che io sono andato nella fase decisiva... Quelle del PNRR, che tra poco però... Non è che io sono andato nella fase decisiva, ho detto no, guardate, questo non lo sottoscrivo, voglio il PNRR e il Next Generation. No, ho lavorato prima per costruire un'alleanza, per cercare di rinforzare quel fronte che come me condivideva una visione di solidarietà comune, nell'interesse comune, se no l'Europa non si sarebbe salvata. Senta, esce il 14 aprile il suo libro, anzi facciamo vedere la copertina, il suo primo libro politico. Lei sa, noi siamo andati a vedere, nel passato molti leader politici hanno scritto un libro e quello era in qualche modo prodromico a finire di nuovo, stavo per dire di nuovo, nel suo caso a Palazzo Chigi. Edito per Marsilio, La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista. Guardi un po', è in compagnia, diciamo, nel passato di altri. Matteo Renzi il 22 maggio 2013 preparava la sua corsa. Io sono Giorgia, 11 maggio 2021. Secondo Matteo, che non è il Vangelo, ma è la biografia. Siete blasfemi, vi prego. Beh, il titolo è Double Meanings, come dire, so, no? ma lui ha questa tendenza. 5 maggio 2016. E ognuno di questi ha provato, cioè, attraverso un libro, ha anche affermato una propria leadership. Lei, diciamo, con questo libro è pronto a tornare a Palazzo Chigi? No, come... Raccolgo la provocazione, ma questo è un libro innanzitutto non d'occasione, non scritto per questa... diciamo per il post referendum era già programmato e neppure per le primarie come qualcuno scrive. Questo libro è anche un po' corposo, una riflessione di ampio respiro su quello che è stato il mio percorso di vita personale, professionale e ovviamente anche politico, e nello stesso tempo anche una riflessione per spiegare a tutti i cittadini il ruolo che ha avuto sul piano politico, dell'innovazione anche del sistema politico, il Movimento 5 Stelle, che può essere anche contestato, viene anche continuamente attaccato, però vorrei ricordare a tutti un attimo, pensate se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle. Quello di Grillo, dice. Ma dall'inizio l'urto anche rivoluzionario che ha avuto, con degli errori che sono stati commessi, per carità, però pensate a un sistema chiuso in se stesso, di privilegi, un sistema ormai abbarbicato sui propri vantaggi, una classe politica autoreferenziale senza una forza d'urto rivoluzionaria come il Movimento 5 Stelle. Ovviamente poi c'è stato un percorso fatto all'interno del movimento per cercare di rafforzare questa identità, per cercare di renderla anche più efficace sul piano operativo, dell'incidenza. Dopo aver governato non puoi più essere il movimento solo di protesta, devi essere anche il movimento di proposta. Quello è il cambiamento che c'è stato. Quindi è una storia un po' che va al di là del mio destino personale. Io sono a servizio di un progetto. È un progetto che oggi si qualifica progressista
indipendente rispetto anche alle altre forze tradizionali, perché oggi se dici sinistra ovviamente c'è il PD che ha una forza egemonica anche sul piano culturale, però abbiamo affermato un principio: il campo progressista è più ampio di quello che identifica tradizionalmente la sinistra, c'è spazio per tutti, c'è spazio per un movimento che si batte per difendere i cittadini con le unghie e coi denti, per difendere la giustizia sociale, per non lasciare nessuno indietro, soprattutto coloro che non hanno voce, coloro che non hanno nessuna visibilità, coloro che non vengono in TV, e molto spesso, glielo dico francamente, la TV sente i racconti di Giorgia di Palazzo Chigi, non va nelle strade ad ascoltare chi invece è in difficoltà. Beh, noi spesso questo lo facciamo. Oggi c'è un'intervista a Davide Casaleggio, forse l'ha vista, che dice: persi i valori del Movimento 5 Stelle, il leader lasci il simbolo, lui è un ottimo capo, ma per guidare il PD. E questo cos'è? È solo rancore personale? Ma no, voglio dire, io non commento, guardi, le battute, le valutazioni che sono state fatte. Peraltro non l'avevo visto, io ho votato, Casaleggio Junior dice referendum, ho votato per il sì, peraltro, questo è un dettaglio. Rispettiamo le opinioni di tutti, però diciamo che il percorso nostro è stato ben chiaro e sicuramente lì è stata una svolta, quando abbiamo chiarito che per una forza democratica, un movimento democratico, la piattaforma deve essere del movimento, non di una singola persona che la gestisce, perché oggi lo stiamo vedendo con i big tech, cioè con i giganti del web americani. Chi possiede gli strumenti digitali, chi possiede una piattaforma comanda. Quindi noi abbiamo oggi la nostra piattaforma e del movimento, non è neppure di Giuseppe Conte. Domani mattina c'è un altro leader, sarà di tutto il movimento, di tutti gli iscritti. Oggi abbiamo una democrazia non più decisa con un quiz dal capo di turno che lo mette in votazione, abbiamo processi deliberativi dal basso, ne abbiamo fatto già uno, Nova. Adesso ne stiamo facendo un altro, pensi, con 100... Sì, Nova 2.0, che è un... Questo, permettetemi di rubare qualche secondo ai telespettatori per dire che è un processo ancora più rivoluzionario rispetto al precedente. Il primo è stato costituente, abbiamo modificato anche statuto, tutto, e ha deciso la base. Oggi però io non mi rivolgo più solo alla base, ci rivolgiamo anche ai non iscritti. Cioè per scrivere il programma? Per scrivere insieme il programma. E attenzione, non è ascolto, non confondiamoci, perché la conosciamo la politica tradizionale, che gira un po', ascolta e poi decide e si chiude nelle segreterie di partito. Io dico ai cittadini che aderiranno a questi 100 punti, vorranno iscriversi al posto più vicino, vi ritroverete in presenza, quindi non più una piattaforma soltanto, in presenza a discutere concretamente. Quindi spieghiamo come funziona, chiunque si aderisce a Avremo una lista. A questi valori, diciamo, no? A questi 100 punti. No, non ci sono 100 punti, e 0 scriveremo insieme il programma. Quindi chiunque si può iscrivere alla piattaforma. Incontri su tutto il territorio, e ci saranno, quindi uno potrà controllare e vedrà qual è il punto più vicino. Si potrà iscrivere sino a concorrenza dei posti, perché insomma raggiunti 200, 300 eccetera, poi diventa difficile deliberare insieme. Avremo tantissime piazze ma concrete, non virtuali, non digitali, in cui ci si confronterà e si decideranno i temi che stanno a cuore ai cittadini, e ci sarà al termine di quegli incontri dei materiali, e quindi deliberati, che confluiranno poi insieme a livello nazionale. Quindi una scrittura del programma dal basso, lei dice. L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda proprio però le primarie, le regole del gioco. Ieri, qualche giorno fa, era nostro ospite Matteo Renzi. Sulle primarie senta che cosa ha detto. Le primarie quando le farebbe, se questa è la tempistica? Come funzionerebbe? Le può fare alla fine dell'anno se si vota a giugno, le può fare all'inizio dell'anno se si vota a ottobre, ma le primarie cosa sono? Sono un meccanismo in cui ci scontriamo, noi candideremo uno o una insieme, quindi a Conte, Schlein e a chi candiderà a VS, e poi se ci saranno altri, vedremo, saranno le regole a disciplinare le modalità. Queste primarie saranno una grande occasione di partecipazione. Io dico che andranno a votare 3 milioni di persone. Le piace come prospettiva? Guardi, sulle primarie dico solo questo. Ne hanno parlato tutti, anche nel PD. Hanno detto tutti, insomma, che hanno parlato di primarie. Io sono stato l'ultimo a parlarne. Ho sempre detto, guardate, non è il momento. Quando c'è stato poi il voto referendario, con quella grandissima partecipazione, che c'è stata un'affluenza pazzesca, ho visto questa voglia di partecipazione democratica, e allora anche io mi sono convinto.
anche se non è nella nostra tradizione, perché ovviamente il Movimento 5 Stelle non si metteva a far primarie, anche perché tradizionalmente non eravamo in alleanza con altri. Oggi allora diventa un passaggio importante per il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle sta dicendo: guardate, vengo anche incontro alla tradizione del Partito Democratico, che ha fatto sempre primarie. Effettivamente, se vogliamo dare la possibilità ai cittadini di continuare questo processo, facciamoli partecipare al programma con i 100 punti spazi aperti alla democrazia, Sì. e poi, una volta condiviso il programma con le altre forze, abbiamo una base comune, avremo la certezza che andremo a fare primarie non divisive. Perché attenzione, non Che vuol dire però primarie non divisive? glielo dico Cioè, nello io, stile perché- americano le primarie sono quelle in cui ci si scontra proprio sui contenuti, no? attenzione. Tra Sanders, lei ricorderà, no? Le diverse anime del Ma Partito non ha- Democratico attenzione, americano. Ma noi avremo un programma comune. Quindi allora chi si riconosce nel programma comune e dirà io mi candido ad attuarlo, allora lei comprende che sarà in un clima di sostanziale condivisione. Beh, allora sono primariette. No, sono primarie dove... guardi, sì. quando si esprime il popolo, i cittadini, sono primarione sempre. Sempre. Va bene, grazie a Giuseppe Grazie a Conte. voi. Grazie Abbiamo a voi. una brevissima pausa pubblicitaria, poi vedo, lei l'aveva evocata prima, ma è nel prossimo sfoglio Lucia Azzolina, che ora è tornata la sua già ministro della pubblica istruzione e oggi dirigente scolastica a Biella. Parleremo del tema della violenza tra i ragazzi, sempre più diffusa, e cercheremo di capire anche qui quali sono le misure messe in campo dal governo dopo gli ultimi fatti di cronaca. Grazie a Giuseppe Conte, brevissima pausa pubblicitaria